Commente vero che oi pure gli scrittori si scritti in sardo si devono tornare alfabetizzare, devono imparare a leggere e a scrivere in sardo, che io non ti scrivo in sardo, dunque c'è un tretticello dove vai e forse esiste non da più fai, non ti interessata a dove vai, sì io scrivo in italiano che è la lingua che ho conosciuto, ad studiare e ad imparare. Può essere una questione del mercato puro, può essere che sul mercato forse si ha dannato con una cosa a editori puro, sul mercato del suo libro in Sardegna ma sono pruso est in italiano e se scrivo su una cosa in sardo devo battallare può tenere poco visibilità di, con questa cosa in sardo in sul mercato anzi si tocca da una riosa verità che tocca da traballare a su doppio a pruso de scrivere cosa bella a livello di letteratura che sia una cosa moderna ma anche capiata questa letteratura europea mondiale universale. Questa sfida della lingua puro deve essere una bella lingua, tornare a maneggiare uno sardo brasili, insomma, un'altra questione che non è uso appesante di un vaghetto savaina. E forse se questo Sergiaziani non lo fare, io pensavo che avessi troppo traballo e a seguire a scrivere in italiano. Mi sta a ricordare un'altra cosa, che ha contato una volta sul professore Giuseppe Marci dell'Università di Castello, che è sul professore di letteratura italiana, e ha contato questo fatto proprio di Sergiazzeni. No, che io viene scrivendo un libro dei Susu e andiamo a mandare una bozza proprio a Sergiazzeni. E lui vi ha parti scritta in sardo e Sergiazzeni si da sia da scroccoricata. Di andavo proprio a tirare tutta questa parte in sardo che non ti vai a nulla. E a me già a sora mi ha colpito un me da questa cosa che andavo marci de Sergiazzeni. E dunque quando Franco prima viene a rendi su sardo che io conosceva bene, che stimava, Deo lo creo e non lo creo. In suo senso non lo posso uscire, no? Deo non ha potuto sorti de lo conosci e non sciuita hanno pensato adesso questa questione di scrivere in sardo, di questa letteratura sarda. E dunque non posso dire che io sia contento o forse sdebiti questa cosa in sardo. Franco ha fatto un bello traballo, non ha tornato a su sardo. Però devo questo giorno avevo pensato, ma Sergiazzeni gli adesso stati contento di questa cosa. Io gli adesso boffio a fare una cosa di aici. Pensai che con Samulleri, con Rossana Copez, hanno fatto un traballo a Sombresse, hanno tradotto in italiano il conto sardo, poi anche de pianta girare sul mondo e de pianta essere connottos. Ma ricordo quando venne in università, un professore cosa mia mi ha detto che su devo in un'altra lingua il conto è un traballo delicato. Delicato me da poiché non è scelta una questione di lingua, ma io che in questa lingua lui passa tutta questa visione in adesso del suo mondo, del suo popolo, e dunque cambiando di questa lingua a rischio di cambiare fino a suo sentito a un conto. E dunque ho pensato a questa cosa curiosa che è sombresa in adesso di Savaina de Franco che ha fatto Sergiazzeni e tutto, devo riare su chiesto in sardo e in italiano. E dunque tornai, no? Me malo a cercare di comprendere se sa relata che poteva tenere Sergiazzeni con suo sardo. De sicuro io ha fatto questo traballo di ci poni per qualcosa sardo scelti in ultimo libro cosa sua. E però non riesco ad incingiare una maniera di scrivere puro, che è questa maniera di scrivere in un italiano a misturare un vago con suo sardo, che tornai, botta me da bruso uno slang, una guardata popolare, che no, con lo sardo bello, elegante della poesia. Questo è uno sciopero stilistico di questo autore, che è giusto, ognuno fai di su che si intende di quando stai scrivendo, proponi di, insomma, chi anda da innanzi si bene, che si prima, da resce di pazienza, è uno sciopero dei autori. Isso l'ha fatto bene, questo è uno bello libro di qualità. Difatti Sergiazzeni è bantato me, è considerato un autore già mitico, poi sardo, proprio per questo libro, per tutto questo conto che hanno Franco, adesso contare questa storia sarda in una maniera mitologica, e ci si rende.
Deo depone sa verità di sa prospettiva cosa mia, sa mirata mia e cosa dessa letteratura e diverse meta de esergiazioni. Deo sei unos 10 anni che mi sono interessati di lingua, mi sono interessato prima a sa lingua e poi a sa letteratura. Forse si esergiazioni ha fatto su un bresse, prima se si interessava a sa letteratura e poi forse si ha pensato a sa lingua. E difatti si scette in s'ultima faina, ci ha posto in mezzo pago sardo e ad incingiare tornare questa maniera di scrivere. Deo posso ammirare da mia, se no abilità di canto, pensi che siano grandi scrittori, questa maniera di scrivere, se no abilità non mi piace. Non mi piace, si dona schetto, finza sa scendi che tornai e isso è stimato me, è bravo e tutto canto, e finza sa chiesto una cosa antipatica a su Dunai, poi sta pragidi a sardo meda. Invece a me non mi piace, assumanco questa maniera di maneggiare su sardo. Poi questa regione, cioè, io credo, penso che noi tengamo a disposizione in Areuso tutta questa ricchezza e questa bellezza di questa lingua sarda, che è manna, e su da bene maneggiata a Icci, con qualcuno vedo malo, qualcuno frastimo posto in mezzo, tanto per colorire, un pacchetto, su scritto in italiano a me mi incresce, cioè mi fai male. Non da più a rispettata in tutta questa potenzialità di sua, in tutta questa bellezza sua, in tutta questa ricchezza e questa potenza che voi tenni e donai a su contai. Tornai, isso da fatto bene pure, però è succede che posti di isso altri autori si sono ispirati su meda a questa maniera di scrivere. Pensando su bieuso che a meda scritto in italiano e fatto ci cantano voi d'un sardo, poi che anche la questione su sardo, che c'è duscinti che esiste su sardo pure, c'è sin da regotanta. E ci vuole un vuoi deddo, ogni tanti, ogni 20 pagine, ci vuole un vuoi d'un sardo, poi noi, bah. Io ho fatto questa parte mia, posso sardo, mi dice questa coscienza di andare a guardo. Ecco che tornare questa maniera di vai, di scrivere a me, che se ho battallenti di questa dignità, di questa bellezza di questa lingua sarda, non mi anda a me, non ho questa verità. Finza a scaita succede che gli autori di oggi stroccinti me questa vaina di esergiazioni, non tutti sono funti a sartaria di esergiazioni, di dove vai a questa maniera che ha fatto isso. E dunque si è agattato secondo una surra di letteratura scritta in italiano, imbruttata di naudeo con pago sardo, poco coloriri, non va che questa storia. E manca dove apposta, fonti spruso che bieso in giornali, senza televisione, in ogni luogo, pompauso, un areuso de sa stampa. Quando c'è una produzione in letteratura sarda discretedda, proprio per avvarrai bascius, un areuso, che certi del romanzo so già a unos 200, so che ci vanno in mezzo teatro, letteratura, poesia e traduzione, dunque uno bello pago di cosa, che tiene pago visibilità, pago conoscenza dei sardos, e l'unica cosa che si vede del suo sardo è questo sardigeddo maneggiato a frastimus, a rogos e a muso senza letteratura scritta in italiano. Ecco, a me questo non manda bene e non mi piace. E sa colpa è di esergiazioni, cioè, io sono incominciato questa maniera di scrivere, da fatto bene, altri sono tanti tornati a piegare, non è che sia una colpa, è uno sciopero di isso, però di questa maniera di scrivere nasce tutta una maniera di fare che a me non manda bene in mera. Eppure tornare isso tenia competenze di lingua, di conoscere Parigi, fia traduttore pure, plus che tanti tradusi, isso a tradusio altri autori in italiano. E dunque mi dispiace che in mezzo di tutto questa sfaina che isso in sa vita sua ha fatto con il linguas allenas, con l'italiano, su sardo si è arrivato proprio all'ultimo momento, manca isso, si è morto prima dell'ora, si è morto giovane, forse sì, stia succedendo qualcuna cosa, forse si vede arrivando sul momento del suo sardo, forse questa fia sa prima faina, fia sa prima entrata in sul mondo del suo sardo, forse si sicuro si via tornando a costare sul mondo del suo sardo, poi po' mala sorte nostra è successo, su che è successo, e bene a mancare, prima e ora, e non riuscivo a commenti questa cosa, poteva andare innanzi, sì.